Professor Enzo Di Natali, il prossimo 28 novembre è un'interessante iniziativa. Lei presenterà il suo libro su Dante Alighieri proprio in una delle chiese più belle di Firenze, Santa Maria Novella. Santa Maria Novella non solo è una delle chiese più belle di Firenze, ma si può dire anche il cuore della cultura fiorentina. E proprio a Firenze sarà presentato questo mio testo su Dante Alighieri, teologo mistico e la divinizzazione dell'uomo. L'opportunità mi è stata data perché critici di valore come Don Vincenzo Arnone e altri critici fiorentini hanno visto in questo lavoro un contributo al pensiero di Dante Alighieri. Infatti mai nessuno aveva trattato Dante Alighieri come un teologo, e per di più un teologo mistico, e in quest'opera metto in evidenza che il 33° canto del Paradiso, cioè l'ultimo canto che Dante compone, non poteva essere realizzato soltanto con le capacità intellettive del grande poeta, ma è stato realizzato grazie ad una rivelazione. Dante Alighieri ha avuto questo privilegio mistico per realizzare appunto un canto che è un canto pieno di luce, un canto pieno di luminosità, un canto che veramente Dante ha avuto una grazia particolare.